Brunella Mocci, presidente de Salila de Casteddu. Salute Brunella. Saluti a osatrus. E te Salila? Esti una ONG che comprende di 15 associazioni in tutta Italia. Questa de Casteddu, sa domu nostra, questa de Casteddu, esiste dal 1994, è sempre stata attiva sul territorio, con il suo centralino telefonico, un colloquio con persone, ad esempio fatto informazioni giuste e prevenzioni per tutta la popolazione del territorio. Ma namus chi potene venire de tutta la Sardegna, che Salila de Casteddu è unica, no? Sì, Salila de Casteddu è unica in Sardegna, questa domo infatti è in rappresentanza di tutta la Sardegna. Infatti noi abbiamo ricevuto molta gente che viene da altre zone della Sardegna, penso alla zona di Sassari, ma alla zona del Nuoro, molta gente arriva da Vinza da Casteddu e scinti che c'è un supporto che in un momento particolare della vita può dare un aiuto di tipo pure pratico. L'organizzazione del obiettivo di Salila è di gestionare di HIV. HIV è una patologia che poi è un virus, questo dell'HIV, che poi sfocia in AIDS, in un insieme di malattie, patologie che si possono presentare quando l'organismo è debilitato e da esce in HIV diventa in AIDS conclamato. Quindi Salila è di informazione corretta, informazione giusta, o di sfattai tutto questo pregiudizio che ancora ci vunti a suva di questa patologia e in più oggi è ad esempio fatto un supporto particolare per questa persona che si agatta in HIV, chi bessi di positiva a HIV e quindi ha bisogno di una serie di informazioni, di aiuto, di supporto in più. Sa domo de Casteddu, Salila de Casteddu, tiene pure uno psicologo volontario che presta un contributo nel confronto delle persone che lo richiedono. Quanto sezzi in Casteddu? In Casteddu non si medas, deo apo sempre nao e sempre pensato e sempre de prus mi rendo conto che toccare questo argomento non è facile, tocca si avvicinare con me da delicatezza, con me da rispetto, perché la vita delle persone sieropositive è una vita che può tenere me da traballo, me da dolore. Persone sieropositive non possono condividere, questionare sul problema che hanno, se non con la famiglia, ma neanche manco sempre. È una situazione difficile, quindi se spago non sei un'associazione che poi imbarcare 100 persone per questo motivo, queste persone sieropositive non si rendono visibili. Un'altra cosa che eravamo ponere in chiaro, viti vinzasa, ecco, a te essere un pregiudizio, questo pure che si pensa sempre che quando uno è malato di AIDS chissà come si lata piccata questa malattia, invece se a volte vinza che non si droga o chi non ha comportamento atipico come si nata, si può dire maladiare, ecco, namusu qualche cosa vinza sopra di questo. Sì, oggi, ma pure 10-15 anni fa, le persone che si ammalano di HIV non sono persone tossicodipendenti, poi le persone tossicodipendenti che usano l'eroina e la siringa 30 anni fa non sono più interessati a questo problema. Oggi le persone interessate all'HIV sono le persone eterosessuali o comunque che vanno sesso con un partner sieropositivo. Tutto quanto sei a rischio di contrarre HIV. Tutti quanti. L'HIV non ha una preferenza sessuale. Per questo motivo noi pensiamo che tutti si devono proteggere, usare un preservativo, maschile o femminile.
Rispetto ecco, a mancari a 30 anni fa che tenamus, come è la situazione del sparghinamento del virus? Allora, sul sparghinamento del suo virus è sempre su proprio, dispragi di Vincent Adonai, poeta, nel 2016, quest'anno appena passato, sul 2014, poeta, i dati del 2014, punti sempre un anno in ritardo, punti statius sempre proprio. In Italia ci punti statius 3.965 persone che si punti infettate. Questo è un dato, 4.000 persone più o meno, che si presentano ad ogni anno. Commenti che non si scippia da nuda, dei commenti si può contrarre l'HIV. E questa è una cosa grave che noi continuiamo a sottolineare, che denuncia una mancanza totale di informazione, di prevenzione istituzionali, a livello proprio di società intera, sa scuola, i educatori, cioè tutti devono contribuire a far formare una coscienza, una consapevolezza rispetto a questa malattia che tocca da veramente a chiunque, che oggi non esiste, di non c'è punti percorso di studio rispetto a salute sessuali, a affettività, per cui per questo motivo c'è una grossa parte, una vita dei giovanissimi che si punti infettendo. La percentuale dell'8,7% riguarda giovani dai 15 ai 29 anni. È una percentuale pesante perché oggi si scende esattamente come evitare di disinfettare con l'HIV. Infatti sì, in Sardegna, come in Italia la munnaus, uno poco preso manco battomizza, ma in Sardegna capare tecchino che siamo sempre sosurtimos o comunque che certe cose non vi nos toccano, noi sì, insomma siamo sempre lunara, un'isola felice. Allora, con l'HIV non siamo mai stati un'isola felice, perché l'HIV in Sardegna è stata una grandissima emergenza negli anni 80-90. Da vari anni questa situazione è monitorata, poi adesso nel 2012 i dati della Sardegna andano al Ministero della Salute, che va di un report di tutta Italia. Comunque, negli ultimi 3 anni c'è una media di 70 all'incirca persone che si infettano con il virus dell'HIV in Sardegna. Che noi spacco, insomma, considerato che come chi in televisione, chi in tutti i altri medios chiamano per nos informare, insomma, di adepere minimare invece di aumentare su contagio. Dunque, voi fa chiese medas attivitades, su prusu de prevenzione, promozione, pro fa che scomprendere chi a prevenire sempre mezzo chi no a curare. È sempre bello che sì, poi curare tenere pure un costo, non solo sempre, un costo personale della persona che deve potuto sa vita utilizzare una terapia, poi adesso HIV tocca da donare, non si sana da HIV è una malattia che parla con questa persona per tutta sa vita e quindi tutta sa vita questa persona adesso è soggetta a piegare una serie di medicine da che punti impegnativa, da che punti pesanti, sì. Però di garantisci a questa persona di poter vivere senza entrare in AIDS conclamato. Però esiste pure un costo economico per questa sanità. Ho l'idea che una persona che non si infetta non anda a pesare sul servizio sanitario nazionale. Anche c'è tipo gusto, io toccai a fare campagna che ne renti chiaramente commenti non si può piegare l'HIV. Ma chi è malato, chi ha su virus, magari non si ha galu conclamau, deve piccare la medichina su mattessi, cioè, finza si non ha la malattia, galu, chi l'esti scoppiata, namusu, deve piccare la medichina, ma la spacca tissu o invece se le spacca tutto issu o una parte esistado, come funziona? No, questa terapia è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, fortunatamente c'è un paese democratico
per questo motivo immaginate punti peccati del suo stato, però proprio per questo motivo tocca da tenere ancora più attenzione, questa medicina, punti medicina meda impegnativa per suo stato, per questo motivo gli da toccare a questionare dell'uso di HIV, a fare comprendere ai uomini, alle femmine, a tutti i cantos, che esiste un rischio che si può evitare con nuda, si può evitare con sa responsabilità, si può evitare con accortezza di usare un preservativo quando questa persona fa attività sessuali con una persona che non conosce abbastanza. Finza si non è manco questo, che a volte uno è convinta di fare sesso con una persona che conosce e magari su partner suo abituale, invece poi non si schitti come te mai, veniti contagiata, dunque finza sprocussu da zeccara. Namus che l'attività de brosta è mescamente chi so spizzinor, no? Chi so scolaroso, certo, no, ma naro, è una parte manna dell'attività di chi va a chiesa che insomma andai a scuola e fa chiesa attività di informazione. Allora, questa attività di Salila de Casteddu, meisano su questa grande emergenza dell'HIV e dell'AIDS, ha di traballò a me da progetti, anche meda importanti, pure del suo ministero, progetto su psicosociali, il primo progetto in Italia psicosociali a su HIV, dove si è fatto un uso dei Casteddu, dove si è fatto un anni, per esempio. Ma io traballavo sempre con questa regione, con questa provincia, con il suo comune. Su di noi è sempre pure circoscritto a sua emergenza. L'HIV non si può considerare un'emergenza. Per questo motivo, noi già da me da anni e ho pensato, come te che nessuno pensa a fare una campagna e noi siamo oberati di richieste di gente che si è appena infettata o gente che è in AIDS conclamato. Per questo motivo si sono inventati di portare avanti noi un progetto nostro, proprio autogestivo di Salila de Casteddu. Si sono presentati mesi scuola, presentato il suo progetto e ti deponere questo progetto all'inizio ci vedono un pochetto di fastidio perché è più questione del sesso, di attività sessuali e dei preservativi, quindi soprattutto all'inizio medas presidi si diventano un pochetto rigidi, però poi dopo una sapere in questi anni si è conquistato una fiducia assoluta da parte di medas docentes, medas presidi, e poi non era necessario da fare tutto a scuola, perché si giccanta e non ci dava Dio spruso, perché noi siamo volontari, però adesso pure un'altra vita, di più straballare, e meda volta se non ci dava Dio a fare tutto questo che il suo territorio richiede, ecco. Dunque, su progetto che Borman resa da innanzi si chiede l'upacata, è tutto proprio cansadinare, di su tutto, vuoi essere volontario di su tutto, insomma, calicuno buon da dinare. Allora, questo progetto è proprio debusciacca. Deo come teatro volontario, io si lì la degano salila e nascia, quindi in Deo ho fatto proprio una mission, può donare con due termini che oggi è attuale, meda profonda, siamo persone che si sono informate in tutti questi anni a sa relazione d'aiuto, a suo supporto, eccetera. Per questo motivo io pensavo, noi attivisti, di autotassare ogni anno per fare questo materiale che è necessario, che è importante, perché parli di una sciocchezza, ma nessuno si fa di materiali che informi realmente in maniera chiara e corretta dei come si viene da HIV, dei come si pone evitare. Quindi questo progetto nasce proprio da questa consapevolezza che tenere come Lila Casteddu, ma non c'è Lila Casteddu,
pure in altre regioni si fa la stessa cosa, deve fare con qualcosa per il suo territorio, cominciando proprio da questa scuola, che è sul luogo in cui la gente si forma, sul rapporto con questa scuola è molto entusiasmante, è reciproco, uno scambio molto interessante. Beh, poi quando la cosa si fa che ne in cussenzia, che uno vi credete, sa gente che poi ascolta, lo comprendete, dunque este più attenta. Ecco, una domanda proprio sopra questo giovane, che voi si addobbiate e le nazze, insomma, cosa da importumano che non intende né dai dubbi, né da televisione, né dai genitori, insomma, né manco dai scuola. Ecco, come te reagini? I te bosparene? E i giovani sono reagenti, gli studenti che noi incontriamo reagiscono in meda, ma meda, più di quanto si possa pensare, ti faccio un esempio, docenti, per esempio, a volte narrano, ma no, un piccolo ancora, non, in capo è troppo pizzi, iniziare da prima o da seconda, poi quando andavo in classe, facevo questo intervento, si rende conto di domande schivanti che è sta docente che pensava che punta ancora pippiuso, e spiccioccheddo e femmina, fa attività sessuali, non è che dobbiamo andare a su babbo e sa mamma, commenti è naturalizzata ovviamente. E quindi c'è uno scambio meda proficuo, non so, questo intervento è strutturato, vado prima una somministrazione di un questionario per tastare un po' le conoscenze, poi vado questo intervento. Poi, dopo questo intervento, dopo una varica di giorni, fate un altro questionario, poi comprendi che il lacuna che si è presentata in sopra il questionario e poi si presenta pure dopo. E fate un report poi totale che presentavo a scuola, i docenti, sì, è sempre meda collaborativa pure si scuola in questo genere di cose. Magari mentre avevamo scarichi progetto, magari un progetto da importo che ha fatto e si invece è come andate a fare carattere. Progetti importanti, mi vedono in mente per esempio uno che ho cominciato una collaborazione a dicembre con l'Università di De Castello. L'Università di De Castello, la prima università in Italia che ha aperto uno sportello informativo su tematica LGBT, per la popolazione omosessuali, lesbica, transessuali, eccetera. Questo sportello dona una serie di informazioni, si combatte l'omofobia, la discriminazione. All'interno di questo sportello si è pensato di donare pure informazioni scorrette sulle SAIDS, HIV, ma non scetti HIV, pure sulle malattie che si trasmettono di sesso, quindi sifiliti, gonorrea, eccetera. Quindi è nata questa collaborazione con gli studenti universitari che è appena cominciata praticamente e che noi pensiamo che sia una modalità o arrivare a un'altra fascia di studenti che punti per un anno di questo che noi incontriamo a scuola, un gradino in più, meda interessante, spero che sul progetto poi si possa ampliare, impressare pure altri aspetti dell'HIV, ma non c'è dell'HIV. Però chi è vos cherete contattare? C'è un numero telefonico sempre attivo, ogni dì, a su 347 556 5300, oppure bene dai noi, in un momento sa sede è aperta tutta la gira praticamente, e me lo telefonai prima, poi che si impegnato in un'altra attività, in sede magari non c'è nessuno. Si può mandare una mail, l'indirizzo nostro è lila cagliari@tiscali.it, si può pure fare una donazione, poi questa è un'altra nota dolente della vita dell'associazionismo. Noi viviamo del suo desseramento, vivadeus, e poi teniamo pure un PayPal a cui si può fare una donazione. Tancamos che un dato difficile, grave, no? Vincere de narrere, che meda persone hanno una malattia ma non l'ischini e dunque questo secondo me ne tocca di narrere.
Questa è una cosa importantissima, sa l'Ila de Casteddu, ma sa l'Ila in tutta Italia, ma in tutto il mondo, si sta verificando da vari anni questa cosa gravissima, che le persone non scinti di essere positive all'HIV e si tanta devo di assatra in AIDS conclamato. In questo senso, che uno non si vede mai sud-est dell'HIV, non uscire da essere positivo all'HIV. Questa è una cosa gravissima, poeta. Questa persona poi ci ha da porre mai da più tempo a recuperare uno stato di salute come che da discrovetto e fiat ancora scetti sieropositivo. Mi spiego, è un discorso un po' contorto, che una persona sia sieropositiva è sicura da subito, questa malattia non progredisce, non evolve verso AIDS conclamao, che uno non uscite e arriva ad essere già in AIDS conclamao, vede una patologia grave, una polmonite, un'altra cosa, è più difficile dove tornare in salute, ecco. Salute, ben accattauso, siamo in una libreria luvidiese e su mere de domo este Fulvio Zedda. Salute Fulvio. Buon pomeriggio a tutti. Oye, Fulvio nos va vedere de tuo libro bello de ponarre chi mana insomma già contato qualche cosa e uno mescamente interessa a me contalo a tutti. Commenzauso. Allora, intanto commenzauso di questo libro, Quando gli eroi eravamo noi, scritto da Nuvoli e Fancellu, ed è sul libro su un evento storico, cioè su scudetto di su Casteddu, vinto su 1970. Libro fotografico, libro che non esiste di più in commercio, quindi fin da quando non hanno accabai scoppie in magazzino si può intacattai e può essere un bellissimo regalo o scegliere per collezionismo privato. Quindi evento storico, mi raccomando, non su Dudeneus in libreria. E tocca a vincere denaro, che come insomma siamo stati qui su Casteddu, che insomma non riesce a gradire a tornare a biere in Serie A, dunque certo, siamo schinissu. L'altro libro è di Giancarlo Cao, il suo titolo è Tappi, Capperi e Abiti Fatti. Ed è un libro che tratta sul commercio a Casteddu tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. È un libro simpatico, divertente, ma pieno di informazioni e fa ribire come ti vira a Casteddu di Gusanus e fa ricomprendere come sul commercio a Savini non è mai cambiato in suo corso del suo secolo. Il libro interessante poi si colloca in pari esatto che è arrivato su Poetto, su un percorso storico e sociale che l'autore ha ricominciato già 20 anni fa e è sperato che non accabai mai. Grazie. Maccarrone longoso chi insartizza e tugnu. Un prato che ammenta a siverru, su frittu, su nive, de manicare a luche ziminera. Ingredientese: 180 grammi di maccarrone longoso, sartizza a frisca, tunni usicau, parmigiano, predusimula, mesu tassa di vino nigheddu, sale o zugermano. Ponie su tunni usicau in una padedda di abba buddia e bocca e chelua pustir de mesora senza chimbolare sabba. Ponie sabba prosor maccarronese a sacale a zesannantu una paia de turuddasa de sabba impreada prosutunniu. Tirae che sapedde a sa sartizza a frisca, fachiela accantoso e poniela in una sartaghine che in un vilu de zugermano e lassae cocere una paia de minuttoso. Gettaili una paia de cullerar de vino, fachielu andare e quando che scussumiu annanghie su tunniu accantoso e accabae de cocere pro battoro chimbe minuttoso. Cochiesor maccarrones in abba asalia, bocca e cheloso una paia de minutos prima chi si anacottoso e gettailoso a sa sartaghine chi in su tunniu e sa sartizza. Annanghiesu parmigiano e un upacu de abba de cottura, muricae bene, gettaili vinzasa su predusimula frichinau, si bosa graditi. Ponie sor maccarronese e su prattu e a sa parte.